montagne bacinanti di cristallo, iceberg in mezzo a un mare verde e blu. Cristalli, sì, ma non di neve, cristalli di sale, cristalli che bruciano le mani, la faccia, ma cristalli che hanno dato da vivere per secoli a centinaia di persone. È per il sale che si sono alternate in quest'isola tante dominazioni, i pisani, i piemontesi, gli aragonesi, è il sale che li ha portati qui, è il sale che è stato in qualche modo ricavato anche grazie a un'intuizione geniale, quella di un ingegnere, Luigi Contivecchi. Sì, l'ingegnere Luigi Contivecchi negli anni '20 ha creato la salina che aveva due scopi, uno produttivo e l'altro di risanamento della zona dello stagno di Sant'Agila. La bonifica di un'intera area lagunare, lo stagno di Sant'Agila e lo stagno di Capoterra, per una superficie di 2600 ettari e oggi ancora sono soltanto le vasche evaporanti 1900. Esatto, sì, ci sono 1900 ettari di vasche evaporanti e 270 ettari di vasche cristallizzanti, per una produzione media di 360-370 mila tonnellate. Questo è il sale della Sardegna, un sale particolarmente pregiato, un sale che ho detto ha dato ricchezza anche perché il porto era molto vicino e ben organizzato. Sì, c'era un trasporto diretto sino al porto, oggi il sale viene trasportato via gome, mentre prima avevamo le barche che lo portavano al porto, poi imbarcato dal porto. Le saline che ancora oggi rappresentano comunque dal punto di vista economico un elemento importante per la città di Cagliari, per il territorio, anche se le cose sono un po' cambiate rispetto al 1931 quando nascevano. Beh certo, nel 1931 tutte le operazioni venivano svolte a mano, oggi è stata meccanizzata al massimo, per cui si lavora con 30 dipendenti aziendali e poi nel periodo di raccolta vengono assunti altre persone stagionali. È il regno della pace assoluta soprattutto per i fenicotteri che dal 93 nidificano qui a Cagliari e sono veramente tanti. Quante coppie ne avete stimato quest'anno? Ma quest'anno ne abbiamo stimato fra le 10.000 e le 12.000 coppie, anche se naturalmente essendo piuttosto problematico censire queste grandi colonie di fenicotteri, normalmente i numeri finali li stabiliamo una volta che abbiamo contato i nidi vuoti, abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni. Vengono qui perché qui abbonda l'Artemia salina di cui vanno ghiotti. Infatti l'Artemia salina costituisce uno degli elementi più importanti dell'alimentazione di questa specie, anche se non l'unico naturalmente. Ma è anche grazie a questo crostaceo se ha la colorazione del piumaggio così rosea. Infatti l'Artemia salina contiene dei pigmenti che sicuramente contribuiscono alla colorazione del piumaggio rosa degli adulti. Ho detto che dal 93 nidificano in questi stagni nel Molentargius, è iniziata così la grande avventura dei fenicotteri stanziali a Cagliari, poi dal 99 anche qui. Oggi le colonie veramente sono numerosissime, lo scorso anno sono stati inanellati. È un'operazione che per quanto complessa è piuttosto laboriosa, visto che richiede il coinvolgimento di un centinaio di persone che sono organizzate in squadre di battuta e squadre durante le operazioni di inanellamento. Si tratta assolutamente di catturare un grande numero di pulcini, di solito diverse centinaia, in un'operazione che non deve durare più di 1 ora e mezzo, 2 ore, che porta alla marcatura con degli anelli colorati di plastica che hanno delle scritte piuttosto visibili, che possono essere lette anche a distanza di diverse centinaia di metri con un cannocchiale e che quindi permettono il riconoscimento individuale di questi animali per tutto l'arco della loro vita e durante i loro spostamenti.